Poi Camerati, saluta il Duce! L'ho fatta vedere qua, Quel pelagallina di Braccardi ha dovuto sbamare. Insomma, Camerati, mi trovo al centro del televisore che serviva al Duce, perché non è vero che la televisione l'hanno inventata questi di oggi, l'ha inventata il Duce! E lui ci faceva gli esperimenti, sì? Metteva qui in mezzo e faceva. Camerati! Noi andiamo da qua, noi andiamo da là, noi andiamo da su, noi andiamo da giù. L'avvenire da questo, l'avvenire luminoso da quest'altro. A quello gli spaccavo la testa, a quell'altro gli rompevo le ginocchia, a quello gli rompevo i reni. A caffè. Insomma, erano dei momenti che ti veniva un groppo alla gola, non ci riusciva a parlare, altro che. Ma dove vanno questi di oggi? Tutti piccoli, brutti, con ste gambette, con ste gobo, con gli occhialini, tutti pali, con sti foglietti, noi famo, noi andiamo. Ma dove va? Cosa fanno? Il Duce sì, che la sapeva lunga, faceva tutto lui. Era anche uno spiritoso, malgrado c'è tanti cavoli per la testa, lo so, a un certo punto c'era una riunione di ministri, c'è un ministro, sta in piedi, diceva la sua, tu ci faceva. Tu parla quando pisciano le galline, tutti a ridere, tutti, allora si rideva così, con la risata matta, adesso ridono, hai visto come ridono quelli di oggi? Sembrano delle civette con l'influenza. Insomma, per farla breve, un giorno il Duce stava lì nella sala del mappamondo, come sempre seppellito da scartofi, pieno di rapporti, ambasciatori che andavano, che venivano, ministri che la voleva cotta, chi la voleva cruda, scrittori, attrici di Hollywood che la volevano conoscere, la volevano toccare, insomma, Duce era birba con le donne. Insomma, mentre stava lì, una mattina scrive il decalogo del perfetto fascista, a un certo punto ha sentito un dolore al braccio. Lui, sempre espressante com'era per ogni forma di debolezza, non ci ha fatta gara. Dopo mezz'ora però sto braccio era diventato tutto nero e c'era un bubone grosso così. A correre il medico di regime, il professor Sternasci, ecco, professoroni della volta, ha inventato il callifugo Sternasci, tutto bianco, barba bianca, qui, insomma, lì visita il Duce, scincia, qui bisogna operare immediatamente. Il Duce lo fissa negli occhi e si fa. Sternasci, taglia! Sternasci fa un salto indietro e fa, ma è scincia, non si può! Manca tutto l'occorrente, manca il bisturi, manca l'anestesia, l'ovatta, lo spirito, tutte quelle cose là, bisogna andare all'ospedale. E il Duce lo rifissa negli occhi e fa, Sternasci, taglia boia d'un mondo ladere, è un ordine. Insomma, Sternasci si è dovuto piegare, apre la sua borsettina nera, tira fuori tutti gli strumenti. Insomma, non si poteva ribellare perché c'era il Pavonati, il manganellatore di regime, con sto manganello che gli dava una manganellata che faceva saltare tutti i denti davanti. Il Pavonati e lo Spassiani avrebbero fatto da assistenti allo Sternasci. E insomma inizia l'operazione. Sta il Forlanini, lo Sternasci che tramavano le mani, bisturi, graffiti, pisce, bisturi, graffiti, ovatta, spirito, bisturi, tic-tac, 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 tic-tac. Insomma, è stata una cosa incredibile. Finita l'operazione, il Duce si è ricomposto, lo Sternasci fa. Duce, lei l'ha scampata bella, ci poteva rimettere tutto il braccio. Però adesso in Cilincia lei deve andare a casa a riposare. E il Duce te l'ha fissato negli occhi e si è fatto. Sternasci, le femminucce vanno a riposare. Hai capito? Ma il giorno dopo stavo allo stadio del Marmi che spiroettava come un indemoniato sul cerchio di fuoco sopra 40 baionette incandescenti. Hai capito? Ma dove vanno quelli di oggi? Ci vediamo, Camerati!